Pronto signora? Sì. Buongiorno, chiamo da Roma, ufficio cazzi e targhe. Senta, voi avete un'automobile in famiglia? Sì? Ecco, una o più d'una? No, una macchina sola. Suo marito o sua? No, del mio marito. Di suo marito. Ecco, anche lei però ha la patente, signora? No. Ecco, signora, senta, siccome non so se lei lo sa, ma le targhe poi vanno cambiate, no? Quanto prima, in modo personalizzato. C'è suo marito in casa? No. Posso allora chiedere qualcosa a lei? Io se gli posso rispondere. Ecco, siccome le targhe vengono personalizzate con dei numeri delle cifre che riguardano appunto la persona stessa, in modo da poter essere identificate al massimo, no? Ecco, per esempio, suo marito, quanti anni ha? 47, 48. 48, compiuti, 48. Sì, è ora... 48 anni, ecco. Dunque, lei sa il numero di scarpa del marito? Da targa? No, di scarpe, numero di scarpe, perché mettiamo questi dati personali, capisce? 42. 48, 42 il numero di scarpe, ecco. Per entrare proprio più nel personale, ecco, lei mi dovrebbe dire la lunghezza del pene. Non so tutti. Non lo sa? No. Cioè non ha mai... Quanti anni è che è sposata, signora? Sono 23 anni. 23 anni, ecco, in questi anni non è mai successo che così abbiate misurato la lunghezza del pene? No. In erezione intendo, No. Secondo lei più o meno? Non glielo so dire. Ma più o meno, ecco, così a occhio e croce l'avrà visto spesso. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, mi dica lei. Circa più o meno in centimetri. Serve molto questo. Posso di 12, 13, che ne so. Ecco, lei pensa che suo marito ce l'abbia al massimo di 13 centimetri, no? Io non ne so di niente. Ma più o meno lei pensa 13? Ecco, lei pensa, insomma, lei più o meno sa i centimetri, i decimetri, ecco, più o meno a occhio, una donna sa sempre certe misure, no? No, nel senso che se va a comprare un pezzo di stoffa, così più o meno si regola, ecco. Sì. E quindi lei sa che più o meno suo marito si aggira sui 12-13 centimetri. Ecco, eccezionale. Volevo dire appunto, l'ultimo dato appunto che riguarda, qui abbiamo 48, 42 e 13, no? Questi sono dati che poi vanno sulla targa dell'automobile di suo marito. Noi sappiamo benissimo che si tratta della età, del piede e del pene. Mi dica solamente una cosa, voi siete sposati da 23 anni, vero? Ecco, benissimo. La profondità della vagina sua? Anche se non lo so, chi l'ha mai... Non l'ha mai, ecco, però possiamo fare un calcolo arrivandoci con il ragionamento. Se suo marito ce l'ha di 13, no? Ecco, durante il rapporto sessuale lui arriva fino in fondo o no? Sì. Cioè tocca il fondo? Sì. Ecco, quindi sì, toccando il fondo e avendolo di 13 lei ce l'ha più o meno di 13 anche lei. Ecco, lei avrà una vagina lunga 13. Vi siete veramente trovati bene, per fortuna sua, signora, visto che il suo marito ce l'ha solo di 13 e lei ce l'ha corta così. Quindi 13, ecco, 13. Allora abbiamo 48, 42, 13, 13. Può prendere nota, può lasciare detto a suo marito che questa sarà la nuova targa. Può scriverlo, signora? Sì. Così suo marito lo sa, perché poi dovrà fare riferimento a questo numero quando daremo la targa. Perché ora non so, perché lui mi sa che deve cambiare anche la macchina. Vabbè, ma la targa poi rimane fissa su qualsiasi macchina, rimane sempre la stessa. La targa lui quando la deve cambiare? La targa fra un mese circa, poi arriverà una lettera, eccetera. E intanto lui sa qual è il numero della sua nuova targa. Se lei prende nota, ecco. E quindi poi quella targa l'accompagnerà sempre, qualsiasi macchina lui abbia, avrà la stessa targa, e questo è il bello, capisce? Ecco. Non dovrà più cambiare targa. Ecco, può scrivere? Sì, ho già scritto. Allora, cosa ha scritto? 48. Sì. 42. Sì. 13, 13. Ecco, allora 48 perché ogni persona cambia, cioè noi non rendiamo note che misure sono queste, no? Perché altrimenti uno vorrebbe sapere delle indiscrezioni sulla persona. Allora, lei sa che 48 scriva età, 42 piede, ecco, 13 pene,
No, pene? Pene. E 13, vagina. Questo si riferisce a lei, ma essendo la moglie fa parte appunto della targa. Quindi età, piede, pene e vagina, giusto? 48, 42, 13, 13. Quando torna suo marito gli dia questo numero e sappia che quando sarà il momento, e sarà avvertito, dovrà presentarsi ai nostri uffici con questo numero e gli sarà subito data la targa nuova. 48, 42, 13, 13, età, piede, pene e vagina. Va bene signora? Va bene. Benissimo, io la ringrazio molto e grazie della collaborazione, vedrà che sarà molto meglio così, la targa. Sì, goda molto. Arrivederci. Che vi devo dire io? Non ha battuto ciglio la signora. Parli a nessuno e saranno identificativi al massimo, capisce? Quello sono contrario. Perché? Sì, perché quello sono contrario. Quello purtroppo è così. Infatti io le chiedo qualche dato in modo da poter fare questo numero, mettere insieme questo nuovo numero. No, non mi interessa, grazie. Come non interessa? Come non interessa? Ma come? Lei contrario gli interessa? Madonna ragazzi, ma tutto d'accordo poi le contrario. Non interessa. Che ove? No, non mi ha chiesto nulla ancora. Io l'ho richiamato, chiaro che l'ho richiamato, ci mancherebbe altro, sì, certo, vabbè. Questo non è interessato, che vuoi? Rotto? Guardi, non faccia tanto il furbo lei, ha capito? Ha capito? Che io poi le levo la targa, la patente e la macchina, ha capito? Ma guardi che è cascata la linea, Guardi che, no, lei ha buttato giù. Ha detto non mi interessa e ha buttato giù. Io guardi sto lavorando, va bene? E non si deve assolutamente permettere di buttare giù una persona che sta lavorando. Io faccio in modo che lei venga esautorato da qualsiasi conduzione autoveicoli. Chiaro? Allora, o risponda alle mie domande o prendiamo i nostri provvedimenti, d'accordo? Perché qui io sto facendo centinaia di telefonate e non posso sentirmi riattaccare in faccia in questo modo, è chiaro? Ha capito? Appena la sento, mi scusi, ma Dio buono, ma... No, lei è riattaccato, scusi. Oh, via su. Io sto lavorando per lei, Oh, insomma, vuol rispondere a qualche domanda oppure no? E chi sa? Oh. Se riesco a capire. Aspetti, vado di là che qui c'è confusione. Ecco, vada di là. L'ho fatto cacare addosso. Mi sente? Sì, la sento, io la sento sempre bene. Io che sento un pochino male, ma insomma... Io la sento, allora, mi scusi, sono stato un po' nervoso, ma guardi, sto facendo tante telefonate, è un lavoro molto grosso questo qua. Allora, semplicemente io devo chiedere qualche informazione, dunque, lei quanto è alto? 1,70. 1,70, ecco. Età? 47. 47, benissimo. Numero di scarpa? 44. 44, insomma, ecco, qui la domanda principale è questa, quella più personale. Il pene in erezione? Sì. Buonanotte? Cioè il cazzo? Sì. Uè, non fare il furbo, Ti tolgo la targa, ti tolgo la patente, sì, ti tolgo la macchina, chiaro? La tolga. No, te la torco. Sì. Te la torco. Sì. Allora, pene in erezione, 12, 13, 20, 29, 32, mi dica lei. Prego? 25. 25? Sì. 25. È sicuro l'ha già misurato lui? Lei? Buonanotte? No, buonanotte non lo dice a me, ha capito? Ha capito che a me non lo dice buonanotte? Queste sono cifre che vanno sulla sua targa. Ha capito? E poi ci vuole una foto formato tessera del pene. La mettiamo sulla destra. Sì. Lei lo tiene sulla destra o sulla sinistra? Lo tiene a destra o a sinistra? Nel mezzo. Nel mezzo? Del cammin di nostra fica. Sì. Senta, ma sua moglie ce l'ha la macchina? No. Altre persone in casa? No. Bene, allora la profondità della vagina di sua moglie, per favore. Non ce l'ho. Cosa non ha? La moglie? Ah, lei è scapolo? È vedovo? No. Non si è mai sposato? No. Ha 47 anni? Sì. Posso pensare che lei sia gay? No. Allora lei non si è sposato perché non ha mai trovato la donna giusta o perché ama gli uomini? No. Io amo stare solo. Lei ama stare solo? Sì. E allora va avanti a seghe. Seghe? Sì. Ah, benissimo. E come se le fa? Con la destra o con la sinistra? Come mi pare, arrivederla. Con le due mani insieme. Non si permetta, sa? Ecco. Arrivederla. Pronto?
Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora. Pronto? Buongiorno. Mi sente? Buongiorno, qui l'ufficio cazzi e targhe, telefono da Roma. Senta, voi avete un'auto in famiglia? Avete un'auto in famiglia? Un'auto? Sì, un'automobile. Sì. Ce l'ha lei personalmente? No, Ce l'ha lei personalmente, signora? Io sono la mamma del figlio. Lei è la mamma del figlio? Sì. Ecco, senta, ma il figlio ce l'ha la macchina? Sì. Ecco, lei non guida, signora? No. No. Ecco, suo figlio è in casa? No. Allora può darmi lei qualche informazione, signora? Che informazione vuoi? Questo è l'ufficio cazzi e targhe, signora. Noi, per le nuove targhe, dobbiamo avere delle informazioni precise perché ci saranno le nuove targhe alle automobili, sa? Sa cos'è la targa? Ma lo sapranno, no? No, noi non sappiamo perché sono targhe personalizzate, signora. Io questo non gli posso dire. Allora, lei dovrebbe dirmi alcune cose di suo figlio, se glielo chiedo, signora. Lei mi dà questa informazione. Ecco, allora, dunque, posso chiederle una cosa di suo figlio? Cosa? Quanto è alto suo figlio? Io non lo so. 1 metro e? Non lo so. È alto o basso? Basso non è. Alto? Nemmeno. Nemmeno, una cosa giusta. 1,70? 1,69? Cosa di preciso non glielo posso Facciamo dire. Facciamo 1,69, signora, va bene? Va bene, me l'accetta 1,69? Io non accetto niente perché io non lo so le cose precise, bisogna farle precise oggi. No, questo è vero, signora. Dunque, quanti anni ha suo figlio? Questo lo sa. 46. È del 46. È del 46, quindi quanti ne ha? 50. 50, signora. 50? 46, 96, 549. Va bene? Sono 50, vero? Sì. Ecco, di che mese è, signora? Suo figlio? Il 1 di maggio. Com'è? Il 1 di maggio. Ah, la festa dei lavoratori, signora, Sì. Quindi fa festa proprio quel giorno lì. Ma saranno tutte fregature queste? No, signora. Quante ne succede? No, signora, perché mi chiede a me se sono fregature? Anche se fossero, io direi sempre di no. Signora, senta, allora, l'ultima domanda. Quante seghe si fa suo figlio al giorno? Quante seghe si fa suo figlio al giorno? Ma se le misuri per sé le seghe? Ma signora, ma come mi misuro per me? Suo figlio ha 50 anni. Ma io me ne importa niente, attacca giù, imbecille, le seghe, che c'entrano le seghe? Le seghe, signora, ma come che c'entrano le seghe? Lei quanto è alta, signora? 1,70. 1,70, benissimo. L'età non gliela chiedo, lasciamo stare. Ecco, circonferenza petto? Non lo so. Non lo sa? No. Può provare a misurarla, signora? No, sto mangiando. Che c'entra, anche se sta Ma mangiando? scusi, ma lei chi è? Sono l'ufficio cazzi e targhe, signora. Dobbiamo prendere questi numeri per metterli poi, per darli alla Vabbè, sua ma posso targa. venire di persona io, scusi? Come? Posso venire di persona io? Ma noi per evitare proprio queste code, perché ci sarà un marasma di persone, noi telefoniamo al maggior numero di cittadini, anzi quelli a cui telefoniamo sono i più fortunati. Se non vuol darmi la circonferenza petto, mi dia il suo numero di scarpe. 38. 38, benissimo. Ecco, e adesso mi dia la profondità della vagina. Ma vada in culo, lei e tutta la motorizzazione, Ho stupido. detto vagina, non ho detto il culo, signora, perché se si va nel culo poi c'è tutte le budella, tutte quante, è troppo lungo, no? Ho detto vagina! Insomma, ma guarda, ma sono un incompreso, ma gli chiedo la vagina e ci vada in culo. Ma per quanto possiamo, per evitare le lunghe code che dovranno fare i cittadini purtroppo per questo fatto, telefoniamo al maggior numero di persone possibili per personalizzare la targa, cioè per stabilire già il numero nuovo, d'accordo? Ecco, allora per stabilirlo le devo fare qualche domanda. Siccome questi numeri vengono fuori da delle cose personali sue, ecco. La mia macchina vecchia. Come? A 20 anni, sicché non c'è tanto da fare personale. No, signore, ma la targa va cambiata lo stesso. Quando mi mandano io vengo là e la cambio. Sì, un momento, ma il numero? Il numero lo date voi, come mi pare. No, non lo diamo noi. Il numero è stabilito da cose sue personali, cioè da dei dati personali suoi, capisce? Senta, io in questo momento stavo mangiando. Non me ne frega un cazzo se lei stava mangiando, ha capito? A me non me ne frega un cazzo. Non voglio capire nel culo. Ma ci vada lei! Ma guarda un po', culo, culo. Ha sentito cazzo, ha detto culo.
conseguenzialmente. Ora richiamo perché probabilmente viene fuori il naccherino di prima, cioè il figlio, e allora il discorso si può fare con lui, magari con un po' di sì, ma scaldiamoci un pochino, ma scaldiamoci, non possiamo mica stare qui pippi, va, cazzi e targhe qua, cazzi e targhe là, cazzi e targhe su, cazzi e targhe giù, ma su, vieni. Pronto? Naccherino? Che è, pronto? Nafili, che vuole? No, è sempre solito? lei. No, sono sì il solito, abbia pazienza. Lei non può permettersi di fare questo. Io le levo la macchina, sa. Io le levo la targa, le levo tutto, sa. Ma lei che è il duce, scusi, abbia pazienza. Io sono il duce, va bene? Sono il duce. Mi chiami Benito, va bene? Sì. È chiaro? E ora lei mi risponde alle domande, altrimenti... Mi deve dire, io stavo mangiando col telefono. No, e io le dico con rispetto parlando, non me ne frega un cazzo. Chiama uno, abbia pazienza. Come? Allora l'una di pranzo. Ma che cazzo dice? Ma come parla lei? Ma, parli, scandisca bene le parole. Sto dicendo, all'ora di pranzo si viene a chiamare uno e fare delle domande del genere, lei mi capisca. Ma lei ha dei problemi di denti? Allora di pranzo, non ci sembra Elvira Ma quindi Tirasassi. sono cazzi sua se lei le vuole sentire. Ma no? lei ce l'ha i denti o no? Se no, sì, Ma che c'ha? la lingua per tagliargliela. Ma non si permetta! E allora un paio di denti. Mi passi suo figlio, che con lui parlo meglio, me lo passi. Senta, vuole parlare con me o no? Voglio parlare con lei se è tranquillo però. No, ma allora lei è un pezzo né di denti né di altro, che io so cavoli miei se ce l'ho. Lo so che non ce l'ha, lo sento che da come parla. E allora stia zitto, non ti metti... Ma sia zitto lei, mi faccia parlare me, no? Oh, sono io dell'ufficio cazzi e targhe, mica lei. Oh, allora, le faccio solamente 3 domandine per Me ne faccia 3, forza. per stabilire il numero di targa, ma insomma, allora, voglio sapere quanto è alto lei, la sua Io altezza. sono 1,65. 1,65, vedi come si fa presto, Allora, mi dica il suo numero di scarpe. Il mio è 39. 39, ecco, molto bene, piccolo piede. Il numero, ecco, lunghezza del pene. Del pene? Sì. Ah, io non mi ho mai giurato, se è 20, 30, non so. 20-30, c'è una bella differenza, scusi, quanto sarà? Più o meno? Sarà 18 centimetri. In erezione, naturalmente, no? È chiaro perché quando accucciano... In questo momento è a cuccia. Ecco, lei ce l'ha di 18 allora? Come? Ce l'ha di 18? Prima, ora sarà un po' lavato, chiaro. Ah, perché cala col tempo? Ah, col tempo cala. No, può darsi che cali, cioè va giù del tutto. Allora, 1,65, 39 e 18. Ecco, bene. vede, ma ci voleva tanto. Scusi, quante palle ha lei? Ma senti, ma che lo prende in giro? Ma io? Ne ho 2, oh. 2, ecco, vabbè, c'è chi ce n'ha una e c'è chi ce n'ha 3, mi scusi. Mi passa suo figlio. Mi passa suo figlio, per favore? Tieni. Oh. Pronto? Parlo con Naccherino? Con? Con Naccherino del figlio di quello di prima? Ma chi cazzo sei? Calma, il cazzo che entra in bocca per te non lo tirare fuori, chiaro? Sia ben chiaro, Non fare tanto il furbino, ragazzino. Oh, deficiente. Quanti anni hai te? 21. 21, bambino, ragazzino, moccioso. Dai, incontriamoci fuori e Ma- poi te lo faccio vedere io se sto moccioso, deficiente. Caro Segaiolo, dove ti pare? Dai, dove? A Marina. A Marina, a che ora? A che ora? Alle 2:30. Alle 2:30, in che punto preciso? Davanti al Bartolino. Porca miseria, alle 2:30 io ci sono, va bene, Naccherino, moccioso. Sì. E te lo faccio vedere io ti soffio il naso, capito? Ti soffio il naso con lo sputo, va bene? Vai. Alle 2:30. Alle 2:30. Addio, a stasera, a dopo. Alle 2:30? Vieni, non fare i vieni te, bischi. deficiente. Io ci sono. Io Vai. ci sono e ti riconosco, capito? Quello con la goccia in naso, tu sei te. Hai capito, Naccherino? Oh, Ci si- vado io, vai. Alle 2:30, bastardo. Bastardino. Ecco, alle 2:30, incrocio. Capito, bastardo? E sai che ti dico? Omertoso! Ah, vai, alle 2:30. Alle 2:30, omertoso! Te do io 2:30, deficiente. Dai, forza, io Che vengo. macchina c'hai? Io c'ho una 1 bianca, va bene? Sì, vai. E te che c'hai? Te che c'hai? Un Io cazzo? sono cazzi mia, Allora, lo faccio vedere io. Vai. io so- ti preoccupare. Alle 2:30 davanti al Bartolino, deficiente. Io vengo da solo. Anche io vengo da solo, deficiente. E io ci basto per te, hai capito? Incrocio! Sì, ti basta a me. Incrocio! A vanculo, vai. Ah, Pensionato del cazzo. Alle 2:30! Ecco, incrocio. No, io ne ho 16, mia sorella ha 19. Ah, lei ne ha 16? Sì. Ah, ecco, dalla voce mi sembrava una persona più matura, complimenti, non direi un sedicenne. Dunque, allora, vediamo un altro dato, così, la lunghezza del pene del padre. Non lo so.
Non lo sa? No. Più o meno? Non lo so. Non ha mai visto? No. Suo padre non gliene ha parlato? No. Le ha fatto un po' di educazione sessuale? No. Cioè non è mai stato detto niente sul sesso? Non è mai stato detto niente? No. Le cose però le ha imparate altrove, insomma, immagino. Sì. Ecco, ma i suoi genitori non ne hanno mai parlato? No. Lei è d'accordo con questo modo di agire? Penso sì, a me ero d'accordo. Cioè lei è d'accordo che i genitori non dicono niente e lei impara da sé, che Sì. so, a scuola o dovunque. Sì. Lei ha imparato bene? Penso di sì. Penso di sì, ma se poi lei avesse qualche lacuna o qualche problema, darebbe poi la colpa ai suoi genitori che non l'hanno avvertita di certe cose, eccetera? No. Lei ha già avuto rapporti sessuali? No. Però sa tutto e sa anche come si svolgono. Sì. Ecco, in quanti modi lei chiamerebbe il pene? Non lo so, ma comunque io mi spiace, lascio da mangiare. Vorrei poi riparlare a mio padre. Sì, ma suo padre non c'è. Al telefono stasera. Sì, stasera, chiamerò stasera per sapere questi particolari. Lei sente quando suo padre e sua madre fanno l'amore? Ho l'impressione che non abbia più voglia di rispondere. Io, per evitarle anche delle lunghe code disagi, noi stiamo telefonando a molte persone, le chiedo qualche cosa, no, di lei in modo da formare il numero di targa, qualche suo dato personale, per esempio. Scusi, ma questo mi verrà cambiata la targa un altro anno? Certo, comunque è gratuito, non è che verrà cambiata, però se lei ha già il numero farà molto prima, non Ma dovrà io fare mi code. scusi, Signora, sì, ma quante domande mi fa, signora? Io sì, devo da telefonare a un parte- sacco di gente. Le dico, d'altra parte per me questa è una cosa nuova, perché io la Anche per macchina me, ha signora. solamente una settimana la mia, mi scusi, è chiaro lo so. che io gli faccio tutte queste domande. Però Ma la che mia ci macchina posso non fare è io? intestata a me. no, non importa. Cioè, non è intestata a lei? No, è un Ah, è leasing, suo marito? quindi è intestata A suo marito? di leasing. A suo marito? Ah, leasing? No, non ha capito, ha un leasing. Ah, un leasing! Ho capito, lei deve pagarla, insomma. certo. E quando l'avrà pagata sarà sua. È chiaro. Se non la paga, Però questo se la è riprendono. tra 3 anni sarà mia. Ecco, ma questo non vuol dire comunque è lei che la conduce quest'auto, no? Io ce l'ho in affitto. Sì. Il leasing funziona così. Certamente, sappiamo benissimo, però lei ha tutte le intenzioni che questa macchina diventi sua, no? Ma Se non no lo che so. paga a fare? Non lo so. Non lo sa. Dipende, perché per esempio l'altra non è diventata mia, l'ho venduta prima che diventasse mia. Ah, l'ha venduta, Sì, l'ha io venduta l'avevo col data leasing, ho capito. Sì, ho capito. Comunque senta, in ogni caso qui bisogna in qualche modo, se lei per 3 anni si deve questa macchina, che la targa sia adatta a chi la guida. Quindi le chiedo semplicemente qualche piccolo dato personale, per esempio la sua età. La mia età? Sì, signora, la sua età, non si vergogni, no? No, figuriamoci, guardi, io non ho un'età da vergognarsi. Me lo immagino. Ma poi, anche se fosse così, non è questo il problema. Io... Allora me la dica, signora, se non ha un problema, me la dica! Ascolti, si calmi, Ma si calmi, ma signora, ma lei parla un casino, ma lei è sposata? io parlo Ma dico, ma un suo casino, marito è un io parlo, martire! lasciami fare, perché scusi, Ma lei non io fa che non so parlare, fare niente. domande, ma come si permette? Io sto lavorando, Ma scusi, Lei a domanda risponda! Mi sta sconvolgendo una cosa di una settimana, io ho fatto, a me non mi è stato detto niente dalla concessionaria. Non È ci chiaro importasse che io, una sega. Prima per fare una cosa faccio delle domande. E Ma lei ne ha se fatte sta troppe, lavorando, siccome io faccio delle domande. Ma non faccia tante domande, ne ha già fatte abbastanza. E c'è tanto da scaldarsi. Lei signora, Ha capito? le ho chiesto, non è un problema. Allora me la dica l'età. Io voglio sapere. Signora, lei non deve dire niente più, lei parla troppo. Silenzio! Oh! Ce n'è un problema, ma non volevo dire. E poi, mamma mia, quanto parla? Oh, che tipo, ragazzi, tutte queste domande. Ma mi importasse la sega per il leasing delle sue macchine. Può dirmi la sua età, signora? 56. 56, benissimo. Ecco, poi può dirmi la sua altezza, quanto è alta lei? 1,70. 1,70, poi il numero di scarpa? 37. 37, profondità vaginale? E io non lo so. Non lo sa? No, Non l'ha mai... allora, lei è sposata naturalmente? No. Ah, non è sposata? no, Ha avuto qualche uomo, insomma, nella vita? no, Mai? no, Lei è lesbica?
Ma senta, ma lei cosa No, io risponde? le chiedo, scusi signora, sono domande, non sono affermazioni. Lei è lesbica? No, io sono una persona normale. Ma guardi che anche le lesbiche sono persone normali, ognuno è normale nel suo mondo, per carità di Dio, nel suo modo di essere. Per cui più o meno, ecco, la profondità vaginale, io pensavo che misurando magari un pene che l'avesse in un tempo Senta, anche passato guardi, a me penetrata, questa cosa non me ne potevamo interessa magari niente. anche risalire alla sua cavità, Senta, cosa al suo c'entra con orifizio. tardi? Certo, sono numeri. Lei mi dice in centimetri quanto è profonda, signora, e io le metto tutto sulla targa. Capisce? Io non gli posso rispondere, non lo so. Ma saranno 10, 20, 30? Più o meno. Senta, non può passare oltre? Passare Se c'è oltre. altre domande da fare. Guardi, ci sono altre domande? Sì, posso farne un'altra, via. Possiamo fare una domanda sostitutiva. Aspetti che chiedo. Signorina, possiamo fare una domanda sostitutiva? C'è? Va bene, via, facciamole una domanda sostitutiva, d'accordo. Ecco, signora, la distanza che intercorre da un capezzolo all'altro, cioè lei ha quelli ce li ha. Ecco, voglio dire, che distanza c'è fra un capezzolo e l'altro? 30 centimetri. 30 centimetri, lei l'ha misurato a volte? 30 centimetri tra un capezzolo e l'altro. Sì, beh, può essere, sì, può essere. Poi un'altra domanda, signora. Quante mutande ha nel cassetto di ricambio? Signora, mi ha fatto un'altra pernacchia. È sempre il telefono, Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi importa Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo. Sto qui e mi sollazzo, non mi rompete